Ha ucciso la moglie sparandole all'addome con un fucile da caccia durante una lite. Poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro di sé, sparandosi in pieno viso. Il dramma familiare ieri sera a Vittorio Veneto, nella villetta dove da anni abitava una coppia di anziani. A commettere l'omicidio-suicidio il 72enne Raffaello Salvador, sottufficiale dell'aeronautica in pensione. L'altra vittima è la moglie Giacomina Zanchetta, 67 anni. I cadaveri sono stati scoperti solamente nella tarda mattinata di oggi dal fratello della vittima, Claudio Zanchetta. L'uomo, preoccupato per il fatto che dalla sera precedente non aveva notizie della sorella e del cognato, si è recato presso l'abitazione di Via del Lavoro ed assieme ad un vicino è entrato in casa attraverso una finestra. In cucina l'orribile scoperta. Il dramma si sarebbe consumato all'ora di cena, ma nessuno tra i vicini ha dichiarato ai carabinieri sul posto per i rilievi di aver udito le esplosioni del fucile. Sono stati trovati in cucina, sì. Erano ovviamente sul pavimento, ma perché naturalmente stavano preparando la cena, quindi era tutto regolarmente apparecchiato. 2 le armi da fuoco rinvenute in casa della coppia di coniugi. I carabinieri stanno verificando se fossero legalmente detenute dal pensionato. Sul luogo della tragedia, poco dopo il fatto che ha lasciato l'intera comunità sotto shock, è arrivato anche il sindaco della città. Sicuramente è un dramma familiare che ha sconvolto la comunità, imprevedibile, di una famiglia normale con dei figli normali, tutto chiaramente che sconvolge tutto. Persone non erano segnalate ai servizi sociali, quindi la normalità più assoluta. Nel tardo pomeriggio l'arrivo dell'autobara che ha prelevato i corpi degli anziani coniugi sui quali il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Una coppia descritta dai vicini come molto affiatata, anche se dalle prime indagini è emersa una vita coniugale piuttosto turbolenta, della quale molti conoscenti erano all'oscuro.